Buon pomeriggio a tutti da Veronica Pisano, cantante folk sarda, e da Maurizio Gastaldi, polistrumentista, compositore. Come state? Scrivetelo nei commenti, a me piace leggervi. Saluto Pedro Ossidiana, iscrivetevi al suo canale YouTube, è bellissimo, bellissimo, parla della Sardegna. E lo vedo sempre presente in chat, grazie. Bene, come vedete dal titolo, ora vi faremo un brano, scusate, l'italiano. Presentiamo un brano della nostra tradizione sarda, Custu Vicineddu oppure Su Vicineddu, è la stessa cosa, proprio tradizionale sarda, è una ninna nanna tradizionale sarda che ho voluto tradurre in lingua russa perché come qualcuno sa, come qualcuno già sa, studio russo da 4 anni e la guerra non ha niente a che vedere con le lingue, non c'entra niente, quindi per il momento fuori di qui non la possiamo fare, la possiamo pubblicare tranquillamente nel mio canale perché è il mio canale. Quindi niente, ve la presento, un Nasheva Kroshki. У Nasheva Kroshki не тупо покрывала, не тупо покрывала, и даже рубашки, когда дуют ветры, мы не скажем зябко, спрямаю сердечко, сладко, 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 из шелков подушка, золотая люлька, засыпай, малышка, да не плачь, малютка, милый мой ребенок, ничего не бойся, ты мой лучик с неба, кроха, успокойся, спи, мое сердечко, сладко, 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 нежного малютку положу в кроватку. У нашего крошки нету покрывала, нету покрывала и даже рубашки, когда дуют ветры, мы не скажем зябко, спи, мое сердечко, сладко, сладко, сладко. Bene, grazie a Maurizio Gastaldi per l'accompagnamento, bravissimo chitarrista. Vi ricordo sicuramente oggi pubblicherò la mia fatica, si dice la mia fatica letteraria per chi scrive un libro, la mia fatica ho fatto un'intervista a 2 persone contemporaneamente, addirittura mai fatto in 3, non l'avevo mai fatto in 3 e ci è riuscito pure bene, è riuscito molto bene. È un'intervista bellissima fatta a 2 artisti straordinari, uno di Napoli, insomma in provincia di Napoli, l'altro del Veneto e io ero in Sardegna, quindi c'è stato questo si è creato un triangolo bellissimo, 3 regioni completamente diverse, 3 città completamente diverse, però l'ideologia, la stessa ideologia, gli stessi pensieri, poi lo vedrete. Mi raccomando, guardate questa intervista perché sarà molto molto interessante. L'ho fatta dal vivo, mi sto accorgendo sempre di più che fare le interviste dal vivo forse è meglio, perché sembro meno robottina, parlo meglio, sono più
più naturale. Bene, iscrivetevi a questo canale YouTube, Veronica Pisano scritto anche in cirillico, e iscrivetevi al canale YouTube di Maurizio Castaldi. Mettete un like al video, se non potete fare una donazione al canale, però se potete dare anche solo €1 per il canale, mi farebbe un immenso piacere. Per collaborazioni mi potete scrivere solo su WhatsApp, scrivete al numero 346 8473 005, ve lo ripeto, 346 8473 005, per chi volesse un'intervista o non so, qualsiasi cosa, non lo so cosa volete, insomma me lo scrivete su WhatsApp. Per questo video è tutto, vi auguro una buonissima serata e ci diamo appuntamento al prossimo video. Grazie, ciao!